Proteggersi da negatività e malocchio. Che cosa si intende per negatività? Ogni essere vivente possiede, oltre il corpo fisico, un sistema energetico detto aura, che ha la funzione di protezione e di mantenimento dell'energia vitale. Se il sistema energetico per qualche motivo si è indebolito, quando veniamo in contatto con le energie negative, possiamo sentirne maggiormente gli effetti e subirne le conseguenze, che si manifestano nella realtà fisica creando intoppi e fastidi più o meno gravi. L'antico malocchio è forse il tipo di negatività più conosciuto e probabilmente sperimentato da tutti ed è prodotto da pensieri e parole e sentimenti negativi. Come nasce l'energia negativa? Esistono vari tipi di energia negativa che possono provenire da antichi traumi, blocchi emotivi non risolti, modalità comportamentali scorrette, oppure si possono riscontrare negli ambienti dove trascorriamo molte ore della giornata che, per motivi diversi, possono essere contaminati energeticamente o disarmonici. In alcuni casi può scaturire anche dal contatto frequente con persone con carenza di energia che, intenzionalmente o del tutto inconsapevoli, assorbono la nostra abbassando notevolmente la nostra forza vitale, i cosiddetti vampiri energetici. Tutte le emozioni umane negative, risentimento, invidia, ira, gelosia, rancore, odio, eccetera, producono forme pensiero negative che, alimentate da questi sentimenti, attraversano il piano eterico, si materializzano prima sul piano emotivo poi su quello fisico, disturbando e portando disarmonia al nostro sistema energetico e manifestandosi sul piano fisico sotto forma di difficoltà, impedimenti, ostacoli. Ciò significa che tutti siamo potenziali generatori di malocchio. Queste forme pensiero negative tendono a produrre disarmonia in corrispondenza dei centri energetici principali, chakra, che in un particolare momento possono risultare più deboli, quindi più esposti. Ad una visione chiaroveggente, si presentano con variazioni o blocchi del naturale flusso energetico, visibili come zone oscure oppure con colori opachi, segni indicatori di un'energia stagnante. Quali sono i sintomi che possono indicare la presenza di malocchio? Dalla descrizione dei sintomi si può risalire al tipo di energia negativa che si è generata nel nostro sistema energetico, questi sono diversi in relazione al tipo di negatività con cui abbiamo a che fare. Possiamo però elencare alcuni sintomi generali che sono: stanchezza e depressione immotivati. Dolori in punti imprecisati nelle varie zone del corpo, che cambiano in continuazione e non sono riconducibili a malattie fisiche. Insonnia o disturbi del sonno e incubi. Tendenza ad evidenziare il lato negativo delle situazioni, pessimismo, paure o ansie improvvise ed immotivate. Piccoli problemi ed impedimenti quotidiani, che si ripetono costantemente, malfunzionamento di oggetti elettrici o elettronici, imprevisti, ritardi, blocchi, ostacoli frequenti e ripetuti. Cosa fare se si pensa di avere il malocchio? Essendo sintomi frequenti anche per patologie fisiche, per prima cosa, per escludere le più probabili origini di natura fisica, si consiglia quindi di rivolgersi al medico di fiducia. Se i problemi persistono, allora ci si può rivolgere ad una persona esperta del piano astrale e del sistema energetico, che può accertare se siete effettivamente colpiti e darvi indicazioni sui possibili trattamenti. Cosa fare per proteggersi? Ci sono molti modi per creare intorno a sé un'atmosfera energetica positiva e protetta, ecco alcuni metodi efficaci. Protezione angelica, l'entità angelica più conosciuta è l'Arcangelo Michele, guerriero combattente con la spada nella mano, ricoperto da corazza, bellissimo e lucente. E l'angelo liberatore del male, elimina le forze negative e protegge da attacchi di ogni genere. È sufficiente invocare la sua presenza, recitare una preghiera a lui dedicata e tenere accanto una sua immagine per richiedere eliminazione delle energie negative, liberazione e protezione. Visualizzazione, visualizzare un potente raggio di luce cosmica che crea una sfera protettiva, che si espande per un paio di metri intorno alla nostra aura energetica. Pietre e cristalli, molti cristalli hanno la proprietà di creare uno scudo protettivo. I talismani fatti con pietre sono utilizzati da tempo immemorabile. Le pietre più adatte sono nere,
ad esempio la tormalina nera, l'ossidiana, la lacrima pache. Altre pietre molto efficaci, occhio di tigre, corniola, granato e cristallo di rocca. Indossatelli su collane, bracciali o anelli oppure tenete in tasca la pietra grezza o burattata. Pulizia dell'aura, tramite meditazioni o lavoro su se stessi, fumigazioni con incensi o erbe purificatrici come salvia bianca, lavanda, eucalipto o rosmarino, visualizzazioni o altre tecniche specifiche. Rinforzare il sistema energetico, il sistema più efficace è il lavoro su di sé, che consente di eliminare le nostre debolezze, fortificando sempre più la nostra aura che, integra e ricca di energia positiva, impedisce naturalmente ogni genere di interferenza.